Sul tema della maggiore autonomia per il Veneto, chi si è candidato, io mi candido per il Senato, manifesta con molta convinzione quello che si sta sostenendo in questo momento anche nel negoziato a Roma tra la Regione Veneto e le altre regioni, Emilia Romagna, la Lombardia, con il governo nazionale, cioè che il percorso per una maggiore autonomia del nostro territorio veneto dentro l'articolo 116,3 della Costituzione, quindi articolato su una serie di materie da concordare tra lo Stato e il Governo, materie importanti collegate al territorio, collegate alla salute, collegate all'ambiente, collegate alle attività lavorative, alle attività produttive. Per noi, per quanto mi riguarda, è un aspetto molto importante da seguire con grande convinzione. Auspichiamo che si arrivi presto. Non sarà possibile in questa legislatura fare anche la legge, ma almeno a un accordo quadro che tracci le linee per la prossima legislatura, in modo tale che nei primi mesi della prossima legislatura si possa già portare in Parlamento una proposta di legge che venga poi approvata da entrambe le Camere, che preveda l'inizio, l'avvio di questo percorso in maniera concreta.